non sarà Leonardo Ranieri il nuovo presidente dell'azienda speciale per il porto di Chioggia. La giunta della Camera di Commercio Venezia-Rovigo ha designato in sua vece, e in sostituzione del dimissionario Gianmichele Gambato, la figura di Damaso Zanardo, già dirigente di Confindustria e imprenditore nel settore logistica a Marghera. La designazione è stata suggerita dal presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Fedalto, dopo aver consultato le categorie economiche in ambito camerale. A Zanardo il compito di attuare la legge 203 del 2016, che prevede l'istituzione dell'autorità di sistema portuale. Vale ricordare che il porto di Chioggia ormai ricade sotto l'autority congiunta a quello di Venezia, presieduta da Pino Musolino. Solo poche ore prima della designazione di Zanardo ai vertici ASPO, il presidente dell'associazione che raggruppa i titolari di concessione balneare, Giorgio Bellemo, aveva ancora una volta ai microfoni di Chioggia Azzurra caldeggiato la candidatura di Leo Ranieri. Ha già un ruolo nel CDA ed è ben inserito nella rappresentanza del turismo a livello regionale, ha commentato Bellemo. Inoltre sarebbe un profilo considerato locale, perché in 50.000 abitanti abbiamo chi può ambire a fare l'assessore o l'amministratore di una partecipata. Invece si inseguono sempre intelligenze esterne. Nelle parole del presidente di Ascot anche un appunto sul caso del deposito GPL. Ranieri, in quanto operatore turistico, è contrario alla sua realizzazione. Da presidente ASPO avrebbe potuto farsi sentire, dal momento che l'azienda è proprietaria dei terreni concessi a Socogas. E non manca una stoccata alle altre associazioni di categoria. Come Ascot, conclude Bellemo, riuniamo i soci per decidere come appoggiare la lotta del comitato. Ma le altre categorie economiche non mi risulta stiano facendo sentire la loro voce. Momenti di tensione ieri verso le ore 18:30 al pronto soccorso di Sottomarina. Un individuo già noto alle forze dell'ordine per scippi ad anziane e detenzione di stupefacenti, a nome Bruno Duse, di 55 anni, ha dato in escandescenze rompendo anche un vetro. L'uomo, molto probabilmente sotto effetto di sostanze psicotrope, è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e in attesa di denuncia della direzione sanitaria per danneggiamento aggravato. Si è reso necessario l'intervento della polizia locale con l'ausilio della Polizia di Stato. Referendum consultivo per una maggiore autonomia alla Regione Veneto, meno 5 giorni. Questa sera dalle ore 20:45 all'Hotel Bristol in lungomare Adriatico a Sottomarina, iniziativa elettorale a cura del gruppo Indipendenza Veneta, allo scopo di introdurre i contenuti del referendum e perorare le ragioni del sì. Interverranno il leader del movimento, Alessio Morosin, e il presidente di Api Industria Venezia, Ivan Palasgo, moderati da Barbara Rossetto. L'ingresso è gratuito. Il Museo Civico della Laguna Sud invita dirigenti, docenti ed educatori alla presentazione oggi pomeriggio dell'offerta formativa dedicata alle scuole di ogni fascia d'età per l'anno scolastico 2017-2018. L'iniziativa, completamente gratuita, sarà l'occasione per incontrare chi già frequenta il museo e per conoscere volti nuovi, approfondire i percorsi didattici e scoprire le novità in programma. L'incontro si terrà nella sala conferenze del Museo Civico in Campo Marconi. Dalle ore 15:15 l'accoglienza e i saluti dell'assessora Isabella Penzo. Dalle ore 15:30 la presentazione dei percorsi didattici. Alle ore 16:30 il coffee break. Alle ore 17 una visita tematica al museo prima dei ringraziamenti. Per partecipare alla giornata è necessario iscriversi inviando un'email all'indirizzo sportello.museo@chioggia.org o contattando il numero 041 5500 911. Ciao amici, dunque riprendiamo dove eravamo rimasti ieri. Questa campana anticiclonica piuttosto forte ancora ci traghetterà sicuramente almeno fino a fine settimana.
Dunque possiamo tranquillamente dire che il passaggio del ciclone ormai extratropicale Ophelia ha prodotto i suoi effetti in quella parte di Irlanda e di Gran Bretagna, ma naturalmente gli effetti li sta dando anche qua, nel senso che tutta questa aria calda che si sta traghettando verso le nostre latitudini è stata proprio consolidata da questo passaggio, quindi pensate che struttura imponente ha creato questo problema. Dunque il tempo naturalmente consisterà ancora una volta, come vi ho detto ieri, in una situazione praticamente stabile, statica, con mattinate molto nebbiose e molto umide, probabilmente pomeriggi abbastanza assolati e molto caldi, questo almeno fino a fine periodo. Si intravede, come ho detto ieri, uno smaltimento di questo anticiclone, ma sarà molto debole e molto lento, i cui effetti si avverranno non prima di giovedì e fino a domenica. Non aspettiamoci grandi cambiamenti, non aspettiamoci grandi piogge, ovviamente, come qualcuno sta già dicendo, ma semplicemente delle perturbazioni poco organizzate, poco attive, che entreranno o cercheranno di entrare dentro questa campana anticiclonica, ma che, posso già dirvi, all'altezza della prossima settimana ricomincerà a ricompattarsi ulteriormente, quindi non è finita. Venendo a noi, naturalmente quindi la giornata sarà il facsimile di ieri, quindi mattinate nebbiose e spesso con cieli velati, poi in tarda mattinata pomeriggio sole caldo e umido che garantisce comunque ancora temperature miti per il periodo. E intanto andiamo avanti. Buona giornata a tutti.